Passato martedì grasso si è concluso ieri il Carnevale di Gorizia con uno dei riti più caratteristici della sua tradizione, il funerale di Re Carnevale al secolo Beppo Zanetti, una maschera simbolica ben radicata nella storia della città che non potrebbe esistere senza la moglie, ormai vedova, Siora Miloika Kurbira, nuovamente in lutto dopo la sofferta pausa imposta del Covid. Quest'anno sono tornati anche il notaro Neri de Merlotis, sempre interpretato da Franco Glessi, e Bonsignor Quarto Divino, a guidare il bizzarro corteo funebre che si è snodato lungo le strade del centro cittadino, in un percorso inedito rispetto alle edizioni precedenti. Infatti, dopo l'esposizione davanti al municipio, dalle 14 alle 16, il feretro è stato subito portato al Parco del Baiamonti. Qui ha avuto luogo quella che era solita essere il momento conclusivo della parata, la lettura del testamento, seguita quindi dalla cremazione. Prima di accendere il rogo, sono intervenuti per porgere i propri saluti al centinaio di persone presenti, l'assessore comunale agli eventi, Luca Cagliari, e i rappresentanti delle 3 associazioni che hanno organizzato il tutto: Vanni Fresin per il Centro Tradizioni Borg San Rock, Giorgio Lorenzoni per la Proloco ed Elisa Coppola per la neonata associazione Stile Goriziano. Dopodiché De Merlotis Glessi ha svelato il lascito testamentario per il 2023, donando così al pubblico una sequenza di battute satiriche che non hanno risparmiato quasi nessuno dei volti noti in città. Terminata la lettura e dopo l'ultimo saluto da parte di Miloika, la pira funeraria ha preso fuoco per la cremazione, le cui ceneri sono state poi raccolte nell'apposita urna. Il corteo ha quindi ripreso il percorso, accompagnato dal suono di cornamuse e tamburi, tornando in piazza Municipio per l'ultimo saluto ufficiale, a cui hanno partecipato anche il sindaco e l'assessore alla cultura Fabrizio Retti. Il tutto è poi terminato infine in Borgo Castello, dove sono state poi disperse le ceneri.